Buonasera a tutti e ben ritrovati con questo appuntamento sportivo. Ci siamo lasciati qualche mese fa, riprendiamo questo modo di fare sport a Telepace. Cristina. Ci ritroviamo sotto l'albero di Natale, è un inizio anche emozionante sempre ascoltare l'inno di Mameli, soprattutto intonato dai giovanissimi musicisti che ci ha portato la Società Filarmonica di Sestri Levante. Direi subito un applauso a questi bambini. Ci hanno calato anche in quello che è un momento emozionante anche durante le partite. Assolutamente, vuole essere questa sera un buon Natale a tutto il mondo sportivo. Qua c'è una piccola rappresentanza del nostro comprensorio, ma vogliamo con questa piccola rappresentanza insomma ricordare i tanti sacrifici che si sta facendo sia dalle squadre maggiori, anche professionisti come l'Entella, e anche però alla squadra fatta con passione quotidiana di tanti volontari che giornalmente si dedicano allo sport. Certo, ricorderemo anche degli anniversari, dei gemellaggi, insomma ci sono tanti motivi questa sera da approfondire. Assolutamente, poco per volta vi presentiamo gli ospiti. Allora io andrei con Don Paolo Tres, che è il rappresentante dell'ufficio sport e tempo libero della diocesi. Intanto un saluto agli sportivi, ai presenti, a chi ci sta seguendo da casa e un pochino questo ruolo, poi ci ritorneremo dalla Chiesa e Sport. Buonasera a tutti, è un piacere vedere tanto la partecipazione di tutti questi sportivi e appunto come dice la Cristina è bello ritrovarci anche per farci gli auguri di Natale, dato che ormai sono prossime le festività. Di che cosa si occupa l'ufficio sport? Si occupa di sport, ma in particolar modo della collaborazione con le società sportive, con tutti coloro che nello sport si occupano prima di tutto di far giocare i bambini e i ragazzi, e quindi crediamo veramente nel valore dello sport anche per tutti i valori relazionali di squadra, per esempio il collaborare insieme, cioè tutto quello che poi da adulti si porteranno dietro per le grandi sfide della vita, imparare a gareggiare, imparare a perdere, imparare anche a vincere, perché anche a vincere si deve imparare. Insomma, ci piace pensare che insieme a chi si occupa di sport possiamo fare un cammino insieme. Vicino a te, Ornella Marchese, un ex azzurro della pallavolo. Sì, buonasera a tutti, sì, è un piacere, ripeto come ha detto Don Paolo, trovarci tutti insieme per questa serata, per fare due chiacchiere, per scambiarci gli auguri di buone feste, di sereno Natale e un sereno 2019 per tutti quanti. E allora, siccome abbiamo sentito una pallavolista che ha quasi 150 presenze in nazionale, ha avuto. Sì, 150 presenze, però ci tengo a ribadire che sono 9 anni di nazionale, perché ai miei tempi non si giocava così tanto come adesso, quindi tengo più a precisare che sono 9 anni di nazionale più che le presenze. Questo è ancora un dato ancora più significativo. Sì. Qui abbiamo un giocatore che ha 300 presenze nella Lavagnese, che è Giacomo Avellino. Allora facciamo un applauso a Giacomo. Si dice che non ci siano più i giocatori bandiera, quelli che fanno tutta la carriera all'interno di una società sportiva. Tu puoi rappresentare ancora un po' questa categoria? Sì, per me è motivo d'orgoglio, più di 300 partite in una società storica come la Lavagnese. È stato un percorso lungo 10 anni, con qualche momento magari più negativo, ma con tante soddisfazioni, e che spero che possa andare avanti per ancora tanti anni. Siamo reduci da un 5-1, direi notevole. Sì, ieri abbiamo vinto 5-1, era una partita per noi molto importante, delicata, e per fortuna siamo riusciti a vincere. Era importante un po' per tutto l'ambiente, per la classifica, per il pubblico di casa, perché ultimamente non eravamo riusciti a portare a casa il risultato, e quindi era molto importante. E tu dove hai iniziato a giocare a calcio? Ho fatto il settore giovanile nella Sampdoria e poi ho girato Sanremo, in Piemonte in qualche società, Sestri Levante un anno e poi gli ultimi 10, come ben sapete, a Lavagna. E qui abbiamo altri compagni di squadra, li invitiamo ad alzarsi, intanto li salutiamo, Simone Basso e Vincenzo Ranieri. Anche voi ieri in campo, insomma, che annata è questa per la Lavagnese? È un'annata importante perché c'è una ricorrenza importantissima a cui il Presidente, che è qui
qui con noi, ci tiene particolarmente. È una stagione che è partita in un certo modo, ora abbiamo avuto un piccolo calo, ora speriamo di riprenderci con l'anno nuovo. Ecco, quali sono gli obiettivi del centenario? Mi ricollego a quello che hanno detto i miei compagni di squadra. Siamo partiti in un certo modo, proviamo con tutte le nostre forze, quotidianamente col lavoro, di raggiungere l'obiettivo più alto che possiamo raggiungere con le nostre forze, combattendo sempre. Bene, grazie. Da Lavagna andiamo a Chiavari, un applauso alla Lavagnese, ma ritorneremo. Gianluigi Gavino è qua perché abbiamo visto la bella impresa dell'Entella, della Virtus Entella in Coppa Italia, è andata a vincere a Genova. E questo signore qua, quanti anni fa? Microfono. 50 anni fa solo. Ecco, giocavi nell'Entella, però hai perso 2 volte. Ho giocato 2 volte, sono l'unico di Chiavari che ha partecipato a questa partita eccezionale allora. Sono veramente l'unico di Chiavari perché poi Milone, che era di Chiavari, ha giocato a Genova, però io le ho fatte tutte e 2 da chiavarese, doc, e sono l'unico di Chiavari che ha avuto questo onore. Al Ferraris sempre. Hai giocato a Genova al Ferraris, no? Sì, sì, da subentrato. Il punteggio com'è stato? 2-0 a Chiavari per il Genoa e 1-0 là sempre per il Genoa. E cosa dici di questo esploit dell'Entella invece 10-9 dopo i tempi supplementari e dopo i rigori? Hai seguito? Sì, sì, seguito, tranquillo tutto. Ma ci credevi? No, Ecco. no, assolutamente. Quando hai cominciato a crederci? È quando hanno tirato i rigori. Me lo sentivo, non so il perché. Proprio alla fine però? Sì, alla fine. È un po' prima, sì. bisognava. Per quando ho visto che se arriviamo a rigore c'è una speranza, difatti, perché conoscevo parole. Ma secondo te quando Boscagli ha cominciato a mettere i titolari, secondo me ci hanno creduto molto prima i giocatori? Un po' meno prima. Un po' meno? Perché, no, perché sai, lì era obbligatorio fare turnover perché c'erano carenze di giocatori per il proseguo del campionato, quindi giustamente ha fatto un turnover, non era facile. Infatti il Genoa ha giocato con i titolari, noi mezza squadra, quindi è stato un risultato, è stato incredibile veramente, una gioia immensa. Bene, abbiamo anche il settore femminile della Virtus Entella. Sì. Siamo insieme a Massimo Russo, che è il responsabile del settore femminile, insieme a lui ci sono anche Barbara Fontana, che è una dirigente, e Giuseppina Condidorio, che è un'allenatrice. Allora c'è una bella realtà anche per quanto riguarda il settore femminile. Sì, siamo stati un po' costretti dalle norme federali ad aprire questo punto importante. Lo scorso anno abbiamo arrancato, quest'anno ci siamo impegnati tantissimo e abbiamo creato addirittura 3 formazioni, un Under 15, un Under 12 e un Under 10. Abbiamo circa 45 bambine, siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto, veramente. È cambiata anche un po' la mentalità, forse un tempo lo sport del calcio era più interpretato al maschile, adesso direi che c'è una grande rappresentativa anche dal punto di vista femminile. Sì, io che provengo da tutt'altro settore femminile, per me è stato un duro impatto con la realtà, però grazie a queste bambine che hanno dimostrato veramente grande passione, grande voglia di fare, è una bella avventura questa. Ecco, Giuseppina, quante leve avete? Chi abbiamo qua insieme a voi? Abbiamo 3 leve e stasera ci sono tutte le rappresentanze, Under 10, Under 12 e Under 15. Come sta andando? Ma direi nel complesso, come diceva Massimo, sono 3 anni che abbiamo la femminile e siamo partite con una sola, con l'Under 12 e ora ne abbiamo 3, quindi direi che anche non solo da un punto di vista di risultati ma anche di numeri, i risultati si stiano vedendo in positivo, ecco. Non solo calciatrice ma anche allenatrice al femminile. sì, anche questo, sì. Bene, grazie. Alberto Benatti, che è la massima autorità per il basket, è presidente della Federazione Regione Liguria. Grazie per essere qua da Genova, insomma. Grazie. Allora, il basket è non solo in Liguria ma dalla nostra parte, qua nel Tigullio. Buonasera a tutti, buonasera Roberto. Per me è importante essere qua, una bellissima serata, quindi colgo già l'occasione per fare gli auguri a tutti di buone feste, che sia un 2019 sereno, che sia un 2019 ricco di soddisfazioni sportive e non solo. Beh, per noi quest'anno è stato un anno storico. Il 2018 si è chiuso con la presenza della nazionale femminile per la prima volta alla Spezia,
una partita ufficiale giocata in Liguria, quindi tra l'altro vinta, che ci ha qualificato agli europei del 2019 in Repubblica Ceca e in Lettonia. Quindi chiudiamo un anno importante, significativo. Il Tigullio da sempre per la Liguria del basket è zona prolifica, che ci dà sempre grandi soddisfazioni, grandi giocatori, non ultimo Federico Miaschi, chiavarese, che gioca attualmente a Trapani in Serie A2, ha giocato in nazionale, adesso sarà elemento trainante della nazionale Under 18. La linfa scorre nella sua famiglia, direi bene, adesso anche i piccoli, anche Emanuele e Gabriele si affacciano al basket importante, e quindi ti dico, per noi questo è un anno davvero storico, significativo. Tra l'altro abbiamo avuto anche la fortuna di disputare a Spezia una partita di Serie A fra Scavolini Pesaro e Bacco di Sardegna Sassari, legata a un evento triste e luttuoso come è stato il crollo del Ponte Morandi, però credo che la forza dei liguri sia quella sempre di risollevarsi, dare comunque grande sempre segnale di dignità e di orgoglio, quindi attraverso quella tragedia diamo dimostrazione di avere voglia di ricominciare e di andare avanti sempre con la testa alta. Bene, poi magari possiamo anche citare le nostre squadre che vanno da Sesti Levante, Lavagna per la femminile, non solo, poi Chiavari, l'Aurora, il Villaggio, il Rappallo, l'Azione Basket Rappallo, Santa Margherita Ligure, insomma è vivace anche il nostro territorio qua nel distretto. Vivo, vivace, con tanti protagonisti sempre nuovi, quindi quest'anno è l'anno forse del Tigullio, di Santa Margherita come squadra di DC Silver, ma anche a livello giovanile sempre tanta l'attività, anche a livello femminile. Non dimentichiamo la Serie B di Lavagna che sta facendo molto bene. Bene, avremo poi un bello spazio alla Big Genova Basket in Carrozzina, che è qua presente con i suoi massimi esponenti. Andiamo però in una società giovane, diciamo, di Chiavari. In un settore diverso, parliamo dell'aerobica Intella e stiamo insieme a Federica Schiaffino, tecnico federale, che è qua con una rappresentativa delle ragazze della vostra società. Sono con la squadra allieve e una rappresentativa della squadra junior. Questa squadra allieve quest'anno diciamo che ha fatto l'unplane, nel senso che ha vinto il campionato italiano sia nelle individualiste che in tutte le altre categorie, coppia, trio e gruppo. E quindi niente, complimenti a queste bambine perché comunque si allenano quasi tutti i giorni e è un anno che tengono, sono sempre insieme a un'altra società della Lombardia, sono diciamo il fiore all'occhiello in questo momento dell'Italia come categoria allieve dagli 8 anni e mezzo agli 11 anni. E poi abbiamo una rappresentanza di junior che hanno preso la medaglia di bronzo come categoria gruppo, che diciamo questa fascia di età dagli 11 il settore diciamo delle scuole medie dagli 11 ai 14 anni, e con la presenza di, voglio dirlo, di Virginia Campodonico che nel 2017 ha partecipato con la nazionale al campionato europeo nel trio Italia. Quindi insomma diciamo che queste allieve hanno seguito la strada di Virginia, hanno anche questo stimolo che per Chiavari, comunque per la nostra realtà, secondo me è da premiare. Significativo. Tra l'altro voi avete cambiato sede, inizialmente era al Centro Benedetto Acquarone, ora invece? Esatto, sono 15 anni che abbiamo aperto la società e in 15 anni la società è cresciuta di numeri, è cresciuta di livello tecnico, quindi avevamo bisogno di una sede dove poter allenarci tutti i giorni, anche nel weekend, quindi siamo riusciti a trovare la sede dell'Odeo, dove dovremo ancora diciamo tecnicamente riuscire a avere questa pedana, che sono anni che tentiamo di avere, prima o poi speriamo di riuscire a allenarci anche su quella. Ecco Federica, abbiamo parlato prima di giocatori bandiera, nel tuo caso la ginnastica, sei partita da atleta e poi c'è stata tutta un'evoluzione sino ad arrivare ad essere tecnico. Sì, io ho iniziato ginnastica artistica alla Pro Chiavari quando avevo 9 anni, sono stata 22 anni alla Pro Chiavari, poi ho iniziato a 20 anni, ho iniziato con la ginnastica aerobica, mi sono tolta le mie soddisfazioni a livello nazionale e ho deciso di fondare questa società per appunto appassionare le atlete a questo mio secondo sport, perché dopo l'artistica, che mi ha dato comunque una base anche tecnica, perché in questo momento la ginnastica aerobica si avvicina per la parte acrobatica all'artistica, e mi ha dato una buona base, merito anche della mia allenatrice storica che mi ha trasmesso questa passione, che è Cristiana Emini, che è stata la mia allenatrice
alla Pro Chiavari. Bene, intanto abbiamo visto... Abbiamo visto delle belle immagini che si riferivano appunto all'aerobica. Federico Ghio, presidente di Lavagna Sport. Che cos'è Lavagna Sport? Lavagna Sport è un'associazione di società. Che ci sono? Ci sono tutte le società, quando è nata c'erano tutte le società che esercitavano in Lavagna, e si partiva col calcio, poi il nuoto, il pallanuoto, il basket, la pallavolo, gli sport acquatici, e qua abbiamo il vicepresidente della pallanuoto e la società che veleggia verso i 40 anni, perciò non raggiungiamo i 100 di compagnoni, però come idea di lavoro, di squadra è stata una novità abbastanza importante. Quanti atleti? No, guarda, io sentivo il numero, la Lavagnese dice 250, l'Ornella più di 100. Se dico i numeri di Lavagna Sport dico, ma allora tutti fanno attività e non c'è nessuno oltre over 20, perché noi abbiamo dei numeri veramente eccezionali in tutti gli sport, in tutti i settori. Qual è lo sport che tira di più a Lavagna, oltre al calcio, in palestra? Intanto qua c'è il vicepresidente della pallanuoto. Allora andiamo un po' a vedere. Giuliano. Ha qualche numero anche lei da dare? Ma numeri, come dice il nostro Presidente, sono tanti, sono alti. Penso che come nuoto e pallanuoto siamo intorno ai 300 più o meno, tra bambini, piccoli, grandi, eccetera. Niente, noi facciamo un campionato di A2, abbiamo appena iniziato, 4 partite, 2 vittorie, 2 sconfitte, squadra giovanissima, rigiovanita, 22 anni di media, e affrontiamo questo campionato con tutto il coraggio possibile. Avete puntato molto sui giovani anche per costruire poi una squadra del domani. Ma di Lavagna, Cristina, tutti di Lavagna. Sì, è vero, tutti i giovani del comprensorio, diciamo, se non proprio di Lavagna, proprio vicini. È una scommessa questa. Ma no, anche una realtà, direi, una realtà. Lei da quanti anni nella pallanuoto? Un po', no, non lo so di preciso, tanti. E diceva che è coetaneo con il presidente della Lavagnese. Certo, sì, siamo coetanei e amici. Bene, tifa anche un po' Lavagnese calcio? Ovvio, certo, sempre. Bene, allora in bocca al lupo, il prossimo, adesso siete come fase del campionato? Siamo adesso fermi fino al 12 gennaio, poi si riprende dopo le feste. Dopo le feste. Bene. Grazie. Federico, se dovessi presentare questo signore che hai alla tua sinistra, cosa diresti? Ma guarda, intanto presento molto volentieri Stefano, ma ci sono tanti dirigenti, questa sera sono particolarmente lieto di essere qua, proprio perché ci sono tanti dirigenti in Hit Parade, e ci sono tanti dirigenti che lavorano veramente nello sport e che hanno portato lo sport a questo livello. Stefano è un campione di calcio, giusto? No, sono i giocatori. Come giocatore? No, come giocatore ai tempi, qualche anno fa, Gavino ha parlato di qualche anno fa, diceva, quando giocavo io in C era come la di adesso. Quando Stefano, fondatore di società, giocava a pallone di alto livello. Poi è nata la passione dirigenziale e adesso è unico nel settore di avere 20 anni di presidenza, perché non ce n'è in società che abbiano... Ecco. C'è un presidente, arriva Trigoso, che lui ha 25 anni che arriva con Riva Samba, perciò non sono l'unico. Forse sono un po' fortunato perché abbiamo fatto... Al di là degli anni, Stefano, ti ricordi questo libro? L'Unione che forza 90 anni con l'Unione Sportiva. C'è anche qualcuno lì che è qua. Avellino ci sarà. No, nella foto credo che ci sia Simone. Simone, perfetto. 90 anni sono passati velocissimi, 10 anni. 10 anni sono passati veloci, anzi 20, perché sono 20 adesso. Adesso sono 20, è vero. Sono passati veloci, adesso è sempre un po' più difficile fare calcio.
purtroppo specialmente a Lavagna in questo momento è un momento un po' particolare in cui siamo un po' malpresi. Vabbè, ma bisogna tenere duro, Stefano. Speriamo. Facciamo un applauso al Presidente, a tutti i Presidenti. Puoi ritornare. E da Lavagna ci spostiamo in Fontana Buona, abbiamo qui tanti piccoli atleti, grazie per essere presenti questa sera, stanno resistendo anche un po' al sonno perché insomma questa comincia a essere un orario un po' tardo, domani si va a scuola, qui abbiamo alcuni dirigenti, cominciamo a presentarli, Fabio Beroldo e Alessio Cavagnaro e dietro Roberto Malatesta. Grazie per essere venuti, chi ci avete portato questa sera? I piccolini della Leva 2008. Gli altri piccolini della Leva 2010 e 11 e piccolini 12 e 13. Avete un bel vivaio quindi? Sì, siamo riusciti a fare 3 squadre quest'anno. Come sta andando? Vi state divertendo con i bambini? Qual è l'approccio in genere? Soprattutto bisogna insegnare a divertirsi e le basi del palleggio, dei passaggi, l'impostazione di gioco diciamo più semplice. È proprio il senso di giocare, ecco, allenare loro. Per divertirsi principalmente, ecco, e allenarsi. Ecco, quindi abbiamo uno che sta in braccio, è un po' stanco. Sì, quest'ora qui comincia a avere sonno. Lei si occupa dei più piccoli? E io mi occupo di tutti i bambini. Cerchiamo di farli divertire, di passarsi qualche bella ora senza niente da dire. Dove vi allenate? Stiamo allenando su a Moconesi, che siamo riusciti a dare una cosa per l'Alta Valle, così meno questi bambini qui hanno un punto di ritrovo. È importante anche nelle zone dell'entroterra avere un luogo di aggregazione. Invece per quanto riguarda la prima squadra in terza categoria? Io ne so poco in questo momento, ma comunque sia siamo riusciti, dopo svariate vicissitudini, a riuscire a fare un'altra squadra. Siamo ripartiti da zero, però in compenso siamo riusciti a creare questa cosa qui, grazie anche al signor Vinciguerra e ad Alberto Alsalto. È importante anche questo, avere comunque un momento, una squadra, più che al di là del risultato agonistico, credo che sia importante anche proprio come luogo di aggregazione. Per divertirsi e basta. Così almeno i bambini possono fare quello che vogliono. Bene, allora auguri, buon Natale. Bene. Don Paolo, ci sarà un motivo perché ti interessi da sacerdote di sport? Il primo motivo per l'obbedienza al vescovo, perché ci ha mandato. No, a parte gli scherzi, intanto perché appunto avendo una sensibilità da ex sportivo, perché anch'io sono un ex pallavolista, e quindi il vescovo ha individuato in me quella persona che ha una sensibilità e un'attitudine più facile per l'incontro con lo sport. Infatti il nostro inizio di attività è stato quello appunto partendo dalla pallavolo, perché avevo più facilmente delle conoscenze. Poi il fatto di cui ci occupiamo è perché i giovani sono lì e credo che la prima cosa che appunto hanno le società, che forse a volte non hanno questa piena consapevolezza, è che hanno un ruolo aggregativo che forse altre realtà non hanno, soprattutto dei giovani. In un tempo come questo, in cui è difficile intercettare i ragazzi, loro hanno un bello lavoro da fare. Ecco, vediamo queste immagini dove stavi consegnando. Sì, qua sono una delle prime attività che abbiamo iniziato e infatti è un piacere anche stasera rincontrare alcune persone che appunto ci hanno dato una mano nei vari sport, a metterli in piazza, a farli incontrare, a fare festa e si vede, non so se ci sono le immagini, ma anche la presenza appunto del vescovo, che ha avuto, come dire, il piacere anche di poter girare in mezzo a tutte le esibizioni dei ragazzi e poter conoscere. Diciamo che la prima cosa in assoluto per noi è stato di aiuto è il conoscere lo sport, tutti i sport. Mi dicono che c'è una società di pallavolo appunto che arriva dalle parti di Casarza che sta sempre vincendo. Parli mica della VVC Avis Casarza Ligure. Siamo proprio qua nei pressi di una rappresentativa della squadra, di una squadra diciamo giovanile e poi anche alcuni rappresentanti della prima squadra. Intanto salutiamo Federico Gandolfo che è direttore sportivo, Marcello Monteverde che è l'allenatore e poi Luca Servente che è il vicepresidente che è alle spalle. Allora,
Cominciamo dai giovani, perché abbiamo parlato di squadra al femminile, direi che voi avete una bella rappresentativa anche qua. Sì, no, la nostra società è solo rappresentata con squadre femminili, non abbiamo nessuna categoria maschile. Quest'anno diciamo che il campionato è partito forse meglio del previsto, nel senso che noi avevamo fatto come l'anno scorso, cioè nel senso non ci siamo posti nessun obiettivo, però i risultati stanno crescendo. Ecco, sono 7 partite su 7 per fortuna, incrociamo le dita. Il lavoro che stiamo svolgendo principalmente è un lavoro sul settore giovanile, non puntiamo solo alla prima squadra, ma è una società che pian pianino sta di nuovo crescendo. Ecco. Siamo orgogliosi di quello che facciamo, ci mettiamo tanto impegno e tanto tempo, però poi i risultati si vedono. Ecco. Abbiamo creato dei gruppi molto coesi, sia a livello delle piccoline, loro diciamo che sono nella fase intermedia, poi abbiamo tutto il settore dell'S3, del mini volley. Quest'anno faremo campionato Under 12, Under 13, è già cominciato l'Under 14, l'Under 16 e poi abbiamo 2 campionati di terza divisione che lo faremo con 2 squadre e poi abbiamo la Serie D. Serie D. C'è un po' l'effetto anche così scia, no? Questa squadra di Serie D che trascina poi anche e crea entusiasmo anche per i più piccoli. Bah, sicuramente. Infatti noi quando giochiamo in casa abbiamo una palestra gremita, tutte anche le piccoline partecipano e fanno un grande tifo. Quindi avere una squadra in una categoria superiore che effettivamente si comporta molto bene è da stimolo e da sicuramente trainante. Questi ragazzi in che squadra giocano? Loro sono Under 12 e Under 13. Come stanno andando? Il campionato inizierà l'anno nuovo, nel 2019, ma sicuramente insomma, abbiamo dei begli obiettivi. Come diceva Don Paolo, mentre l'anno scorso ci siamo diciamo, allenati, no, a perdere, quest'anno dovremo imparare a vincere. Quindi questo sarà il nostro obiettivo di quest'anno. Allora in bocca al lupo. Crepi. Gianluigi, veniva questa domanda qua, tu da ex calciatore di qualche anno in più e un Avellino che insomma sta giocando oggi, è cambiato qualcosa nel calcio secondo voi? Parecchio. Sono più veloci? No, è un calcio completamente diverso proprio. Adesso io da difensore, come giocavo difensore, se avessi fatto i passaggi che fanno in aria adesso i giocatori in tutte le come minimo l'allenatore mi segava una gamba. Non avevamo prima i piedi, la testa sì, ma i piedi no. Quindi è cambiato totalmente, un calcio totalmente diverso. Però bisogna sempre far gol e difendere poi. Sì, però adesso come adesso è incredibile, cioè, un calcio completamente diverso. Giacomo, prendi un po' il microfono, rispondi un po' a Gianluigi. Cosa dici tu? Sono d'accordo, è cambiato totalmente il calcio, sì. Intanto è molto più fisico, molto più atletico e come dice lui forse prima era più un calcio palla lunga e pedalare si diceva e adesso invece c'è un po' più la ricerca del bel gioco. Ma vi allenate di più? Siete più bravi allora? No, siamo più bravi no, però ci alleniamo tanto perché ci alleniamo tutti i giorni. Gianluigi, passa il microfono. Posso fare una chicca a Simone? Tu non mi conosci, ma io conosco tuo papà perché abbiamo giocato nella Caperanese insieme. Tu hai giocato nel Trapani, no? E io nel Marsala 3 anni. Allora, ho fatto 11 derby col Trapani, un aneddoto, non ho mai perso una partita. Fine della trasmissione, per ricordare i tempi della Sicilia. Tu quanto ci sei stato a Trapani? 4 anni. Hai avuto anche l'allenatore della Boscaglia? E io 3 anni. Scusa Simone, fatti dare il microfono perché all'epoca si parlavano senza microfoni, però... Vai. Sì, ho avuto 3 anni in Boscaglia come allenatore. Ora sì, io ti ho sempre sentito nominare come giocatore, che eri molto bravo, però poi sono passati, io ci sono stato molto prima di te, però ecco, ti ho seguito perché so che eri di Chiavari e tuo papà ogni tanto lo incontravo, si chiedeva... Ma scusa un po', Gianluigi, come mai che era così bravo e all'Entella non l'avete preso? Ma non devi dirlo a me, non ero il dirigente. Ero un giocatore, l'ho preso subito perché era talmente bravo, già allora. Poi ti sei fatto male. Seriamente, no? Sì, ho avuto 2 infortuni gravi. So che ho avuto una serie di infortuni incredibili. Quando ero a Trapani ho avuto 2 infortuni gravi che però ho passato
Brillantemente, diciamo. Sì, no, infatti so che ho avuto parecchi infortuni, però nel tratto... Va bene, era continuiamo una dopo, dai. Applausi. Parliamo di scherma, ma parliamo anche di un gemellaggio importante. Lo facciamo con i nostri ospiti, che sono Nicola Orecchia, presidente della Chiavari Scherma, Giovanni Falcini, che è maestro, e direi di avvicinarsi anche a Sofia Fattore, che è la presidente dell'Avis. Intanto spieghiamo anche la presenza di Sofia questa sera in un contesto sportivo. Sì, Chiavari Scherma è una realtà conosciutissima, storica su Chiavari, che ha oltre 50 anni e di grandi successi nella sua storia sia nazionale che internazionale, grazie agli atleti maestri della Chiavari Scherma. Quest'anno c'è appunto questa novità anche sociale, diciamo, oltre che sportiva, che è nata dalla collaborazione tra Chiavari Scherma e Avis, nel senso che c'è un sostegno reciproco. Da una parte abbiamo un contributo importante che Avis dà, perché per l'attività appunto di ogni associazione è importante, e dall'altra abbiamo, diciamo, sulle divise dei nostri atleti il marchio Avis, e praticamente veicoleremo un po' il messaggio di sensibilizzazione per la donazione, e crediamo appunto che questa unione tra sport e sociale sia un bellissimo connubio. Peraltro, Sofia, prima abbiamo sentito la pallavolo, che è VVC Avis Casarza Ligure, quindi in qualche modo il mondo dello sport sostiene anche quello che è il mondo delle donazioni. Sì, cerchiamo di fare sinergia con loro, e poi soprattutto il primo requisito per essere donatori di sangue è essere in buona salute, e noi contiamo su questi giovani che sono in buona salute, stanno cercando la buona salute proprio portando avanti un'attività sportiva, soprattutto con costanza e impegno, perché questi ragazzi si impegnano molto e abbiamo visto il loro entusiasmo. Quindi un po' cerchiamo di trovarci visibilità tramite l'incontro con loro, un po' cerchiamo anche donatori poi. Facciamo un appello, visto che abbiamo anche questa opportunità, poi facciamo intervenire anche Giovanni, ecco, un appello per l'Avis anche, che può essere una cosa interessante, detto da un rappresentante storico della Scherma, del mondo dello sport. Ma sì, l'appello è un connubio, come si diceva, tra sport e salute, quindi l'invito a tutti è quello nel possibile di donare chi ha la possibilità il sangue presso appunto i vari punti che saranno messi a disposizione dall'Avis, e nello stesso tempo è un messaggio anche proprio verso i ragazzi, nel senso che al giorno d'oggi vediamo che molto spesso questi ragazzi danno, diciamo, poco valore proprio allo sport, all'alimentazione e quant'altro, e quindi è molto positivo, può essere molto positivo il fatto di veicolare, diciamo, attraverso lo sport il messaggio appunto dell'aiutare appunto con le donazioni e col sangue l'Avis. La Scherma come sta andando? Ma la Scherma, diciamo che sta andando abbastanza bene, abbiamo sempre la squadra femminile di spada femminile in A1, e abbiamo queste 3 ragazze di cui posso menzionare appunto Cassano, l'Aguilare e la Rizzi. La Rizzi quest'anno in pratica l'abbiamo data in prestito a un'università di New York, che grazie appunto alla Scherma gli hanno, diciamo, dato la possibilità attraverso una borsa di studio di essere a New York. E poi qui alle mie spalle abbiamo le giovani leve, speriamo da loro che ci sia appunto anche per loro gli stessi successi che si hanno avuti in questi anni. Sofia, allora ricordiamo dove si può donare il sangue. Oh, che bello che mi fate questa domanda. Si può donare il sangue ogni terza domenica del mese presso il punto, che è un furgone che si trova in piazza Mazzini a Chiavari, e poi dal lunedì al sabato tutti i giorni senza prenotazione dalle 8 alle 11 al centro trasfusionale di Lavagna. Vi aspettiamo tutti. Andrei in un'altra categoria di calcio, la terza categoria, che abbiamo il Rupinaro che sta andando benissimo, Cristina. Sta andando benissimo, lo chiediamo ad Ilario Ghiorzo, il direttore generale. Buonasera a tutti intanto, e grazie per l'invito. Stiamo andando discretamente, benissimo, lo vedremo alla fine. Ci stiamo impegnando per ottenere un buon risultato, vedremo se riusciamo. L'obiettivo comunque è sempre quello del fair play. L'obiettivo non cambia, è sempre quello del fair play. Se poi si riesce a vincere facendo fair play è ancora meglio. Quest'anno il Rupinaro Sport si è arricchito anche di una presenza femminile. Abbiamo Elio Ghilino, che è l'allenatore della squadra femminile. Sta dando anche delle soddisfazioni questa squadra. Sì, diciamo che stiamo andando oltre ogni più rosea aspettativa, perché siamo
ci tengo a dirlo, la squadra più giovane in assoluto del campionato. La nostra età media è 17 anni, quindi è una juniores con 5-6 fuori quota. Siamo in piena zona playoff, giochiamo con squadre di alto livello come Alessandria, Area Calcio, Borghetto Borbera, giochiamo alla pari. Siamo riusciti a portare più di 200 persone a vedere Rupinaro Alessandria, e quindi penso che sia già una cosa da primato per la Riviera, soprattutto nell'ambito femminile, e poi direi che va tutto benissimo, cioè se poi riuscissimo ad arrivare anche ai playoff allora... Sarebbe un grande sogno. Però siamo lì, ci proviamo. Lo slogan è un grande sogno, una grande passione. Un'unica passione, un grande sogno, un'unica passione. Quindi in 4 anni che siamo nati nel 2014 siamo partiti con la prima squadra, abbiamo una juniores, abbiamo una squadra femminile, abbiamo più di 80 ragazzi tesserati, quindi siamo molto soddisfatti. La passione va avanti. Ecco, abbiamo Roberto Copello, insomma quest'anno sta andando benissimo la squadra, diciamo che comunque ha sempre fatto dei campionati buoni, ma quest'anno qual è la ricetta in più, l'ingrediente in più? Quest'anno la squadra è molto più giovane e io spero essendo il primo anno che sono qua, di trasmettere la mia voglia, la mia passione per il calcio. Poi i ragazzi sono giovani, vogliosi. Come si è trovato in questa società? Molto bene, una società che sembra più di categoria superiore, perché sono molto organizzati con la roba, il materiale e tutto quanto. E allora direi di fare una bella panoramica sulle atlete della femminile, sui ragazzi della maschile, naturalmente con tanti auguri di buon Natale e di buon proseguimento anche di campionato. Allora, farei così. Ci prepariamo, è finito più o meno il primo tempo, ci prepariamo con un pezzo musicale della Filarmonica di Sessi Levante e andrei dal basket in carrozzino con Claudio Pupo, poi veniamo da quelle parti. E intanto con Federico mi dicono che sei appassionato però alla Lavagna Sport, ma sei con la pallanuoto un pochino di più, o sbaglio? Lavagna Sport, pallanuoto e siamo in... A2, perciò credo che siamo su dei livelli veramente notevoli e mi fa piacere, collegandomi a quello che diceva Gavino con Basso Simone. Padre e Basso Junior, che anche Lavagna Sport in senso lato è stata in hit parade quando il calcio, la società di calcio era la terza in Liguria, dopo Sampdoria e Genoa c'era la Lavagnese. E tutto l'entourage di Lavagna Sport in uno studio dell'Università di Firenze era la terza città ligure per quanto riguarda l'attività sportiva e i risultati sportivi. Sono ricordi, ma sono ricordi assolutamente molto belli. Bene. Allora direi di andare, Claudia, abbiamo 3 esponenti massimi per quanto riguarda il Big Basket Genoa, da Claudio Puppo che è un giocatore con tanti titoli, vediamo cosa riuscirà a dirci, e poi John Amasio che è allenatore e Manrico Gianello che è vicepresidente. Allora iniziamo con Claudio, intanto grazie per essere venuto, per questa presenza. Dicevamo tanti titoli, io allora uno lo leggo, Comitato Paralimpico, Comitato Regionale e poi anche un altro che riguarda la federazione. Sì, innanzitutto purtroppo sportivi si nasce oppure si diventa, io sono diventato sportivo, lo devo dire, però visto che sono che mi hanno voluto in diversi ruoli, infatti rappresento sia il comitato regionale del Comitato Italiano Paralimpico, sono il delegato regionale della Federazione Italiana Basket in Carrozzina e anche giocatore, nonché fondatore della famosa squadra, purtroppo ancora l'unica in tutta la Liguria, e perciò spaziamo raccogliendo tutti gli atleti, molti, soprattutto i più validi, vengono proprio dalla zona del Tiguglio. Però che bello questo ripartire anche da una situazione di disagio con una novità nella tua vita, quella dello sport. Sì, è stata veramente una sorpresa per me e per chi me l'ha proposto. Parliamo di qualche giorno fa, eravamo nel 96, quando Nucino Cepellini mi dice: Claudio, facciamo una squadra di basket. Penso che una bestemmia più grossa non si poteva dire a sottoscritto. E io ho detto... Ma è stato sportivo, tifoso di nessun tipo di squadra?
tifoso magari sì, sportivo no. Però ho detto, cos'è che io posso dare a questo movimento? Dici, ma tu tanto sei nella consulta, uno dei tanti ruoli, conosci i ragazzi e noi abbiamo bisogno di ragazzi. Allora abbiamo incominciato con i primi, Marco Carbone, che è proprio qua di Chiavari, Antonio Serio di Lavagna, poi è arrivato Vittorio Podestà che vediamo lassù nella sua Handy Bike e tanti altri. Ci siamo provati a mettere intorno a questo campo con questa palla a spicchi e abbiamo iniziato a capire come si provava a giocare. È stato molto bello e positivo perché prima di essere sportivi siamo diventati amici. Abbiamo fatto uscire tanti ragazzi dalle case, perciò persone con disabilità o perché erano nati o perché erano diventati, come è successo a me, disabili, e hanno provato a giocare. E lo sport è stato prima di tutto un momento di socializzazione, di terapia e soprattutto poi, dopo 20 anni, siamo ancora qui che ci divertiamo, giochiamo ad alti livelli. Poi abbiamo avuto la fortuna di avere un allenatore, giocatore come John Alamasio, che se non ci fosse lui saremmo rovinati. Poi Marico Gianelli, il nostro presidente, anche lui trainato quasi per caso. Un giorno ci siamo incontrati con Marico, dico, ma hai mai provato a giocare a basket? Mi ha detto... Come ripeta? È stato il giorno più brutto della mia vita, avrei voluto conoscerlo. Claudio, perché? Non avrei avuto l'incidente, chiaramente. Però, visto che invece lui, più vecchio di me, come disabilità si intende, come disabilità, gli ho detto, vieni anche tu. Mi ha detto, ma io sono amputata, cosa ci venga a fare con quelli in carrozzetta, come si dice fra di noi? E invece ci ha provato, parlavamo del 97, e ancora oggi è qua, anzi è il nostro vicepresidente. Perciò penso che è stato un movimento molto importante, dove prima di tutto c'è l'amicizia, c'è l'agonismo. Anzi, io invito sempre chi non ha mai visto una partita di basket, venitela a vedere. Oltretutto giochiamo qua a fianco, siamo al Benedetto a Corone, qua a Chiavari, che facciamo le nostre partite. Venite, perché tanti pensano di venire a vedere dei disabili. Dopo un po' capiscono che siamo dei criminali in carrozzina, che ce le diamo di santa ragione agonisticamente, e la cosa più bella è proprio questa. E ancora oggi, anche se sono passati tanti anni, io quasi più di 50 anni si intende, mi diverto ancora da disabile e giochiamo così. Stiamo proprio vedendo delle immagini al Benedetto Acquarone. Ecco, come si riesce a tenerli in campo? Perché se tutto questo entusiasmo viene poi riversato nelle partite, sarà un'impresa anche per l'allenatore. Ci vuole tanto entusiasmo. Ho la fortuna di essere un allenatore e giocatore, questo vuol dire che comunque devi metterne anche tanta voglia in campo, e questo comunque porta che i ragazzi ti seguono, e questo credo che sia una delle cose più belle e più importanti. Come sta Nick Geno? E quest'anno abbiamo avuto qualche problemino iniziale, perché 2 ragazzi che abbiamo formato adesso sono in Serie A con il Sassari, e quindi abbiamo dovuto reimpostare un po' tutti i giochi, però ci stiamo giocando al secondo posto e credo che quello lì possa essere il nostro posto. Proveremo sempre a fare lo sgambetto a qualcuno, però il secondo posto per noi è un gran bel traguardo. Allora, vicepresidente, che cosa possiamo aggiungere? È stato già abbastanza esaustivo questa dichiarazione anche di Claudio Pupo, però sicuramente è anche bello che lo sport offra un momento per anche risollevarsi da una disavventura. Assolutamente, è una delle finalità della nostra società. Io quello che vorrei precisare è che noi cercavamo un impianto, si chiama Big Genova, un impianto che ci potesse dare la velocità giusta con le carrozzine, e il centro Benedetto Acquarone ci ha dato accoglienza e praticamente siamo stati adottati dalla città di Chiavari, e questo è una cosa che ci rende, diciamo, orgogliosi, ci rende partecipi di questa bella comunità, dove comunque metteremo in moto delle sinergie per quanto possibile con le altre realtà sportive. Quando vi possiamo venire a vedere la prossima volta? La prossima partita, lo dice il tecnico, credo che sia il 19 gennaio. Sì, nuovo anno, metteremo tutto sulla pagina Facebook e sul sito, così vi diamo anche gli orari corretti. Grazie. Perfetto. Allora, tutti a vedere la BIC Genova al centro Benedetto Acquarone. Esatto. Allora, se intanto chiedi al nostro maestro Arnaldo Ruggeri della Filarmonica di San Silvano, Cristina, cosa stanno preparando per questo break, diciamo, musicale, intanto sia ad Alberto che a Don Paolo, credo un bel valore
e la federazione è contenta del campionato basket in carrozzina. Da sottolineare che da Genova vengono a Chiavari, ma noi siamo tutti contenti. Noi siamo molto soddisfatti in questo momento, parlo a nome anche del CONI regionale, non solo della disciplina, nel senso che come ha detto Claudio, il basket in carrozzina è un'occasione di incontro, di socialità, di sviluppo di grandi rapporti che sono creati in questi anni fra tutti loro, quindi sono un esempio che credo vada al di là della disciplina, un esempio da imitare, da seguire, da incentivare. Il loro trasferimento qua è l'ennesima pagina triste dello sport di Genova e non è un caso se la pallavolo va con la nazionale da Lazio, la pallacanestro va alla Spezia, perché Genova in questo momento non ha la possibilità, al di là del calcio e della pallanuoto, di ospitare discipline ad altissimo livello. Bene, ma noi siamo contenti, ma siamo Genova anche noi qua nel Tigullio. Io credo che l'essere liguri abbia un grande valore, una grande comunanza di intenti e di unità. Solo un flash, Don Paolo, il valore. La testimonianza esprime proprio di quello che ci ha detto, come lo sport davvero, oltre a quello che si può sentire magari con quei valori che magari non sono a volte proprio collegati con la solidarietà, l'amicizia, invece scopriamo che lo sport davvero ha in sé questi valori qua e che quindi insomma sempre di più bisogna incentivare la solidarietà e con lo sport, e che neanche l'agonismo è contrario allo sport, che a volte si può essere un po' come dire demonizzato, invece no, valorizza dire che tutti possono gareggiare, tutti possono giocare per vincere, ma bisogna imparare a vincere. Bene. Adesso andiamo a questo stacco musicale. Che cosa ci proponete, maestro? Dunque abbiamo scelto di farvi sentire il tema degli Aristogatti, visto che sono tutti questi giovanissimi. Ci sono i bambini, quindi saranno sicuramente entusiasti. Sì. Bene, allora prego. Sono davvero bravissimi, ma sono anche giovanissimi, maestro. Da che età si parte? E dunque, qui c'è una piccola parte, se no anche da quanti anni è nato fratellino? 6. E tu quanti ne hai? 10 e mezzo. E tu suoni la tromba? E fai anche qualche sport? Karate. Ecco, questa sera non abbiamo una rappresentativa di karate, però dai 6 hai... Avanti. Non c'ha età, la musica è una medicina, per cui c'è sempre tempo a imparare. Ecco. E ad andare avanti, a portare avanti anche la tradizione. Giusto, giusto. Bene, allora al prossimo brano. Sì. Andrea Riva.
Io impallo tutte le telecamere, ma intanto siamo in diretta e quindi se potete alzarvi. Allora salutiamo anche gli amici del Riva Samba, Giacomo Nicolini e Matteo Vottero, direttore sportivo e centrocampista. Allora siamo primi in classifica, anche se purtroppo siamo reduci da una sconfitta. Ma sì, diciamo che ieri purtroppo nel derby con il Real Fieschi abbiamo perso, ma a parte quello comunque stiamo facendo un campionato abbastanza buono, siamo primi in classifica e ieri ci hanno raggiunto l'Athletic che era a 3 punti da noi, ma cercheremo domenica di ritornare di nuovo primi. È stata una partita dura il derby? Sì, come tutti i derby non è mai facile e purtroppo siamo usciti sconfitti, ma non è un problema, alla fine è la prima sconfitta della stagione, quindi va bene così. Il campionato di promozione in generale com'è? Non è mai semplice, ogni partita è sempre una lotta e quest'anno ci stiamo impegnando molto perché l'obiettivo ovviamente è quello di vincere e la nostra intenzione è quella di rimanere primi in classifica finché possiamo. Insomma, questo è un po' l'auspicio che portate avanti, quello di riuscire anche a fare il salto di categoria. Ma sì, diciamo che siamo partiti per vincere il campionato, logicamente non è mai facile perché ne vince una sola, però ci stiamo provando, ecco. Non abbiamo mai perso, come diceva Matteo, abbiamo perso domenica purtroppo. Vabbè, ma può succedere. È una squadra di giovani, una squadra diciamo autoctona, come ci sentivamo prima, di ragazzi del posto? Ma sì, più o meno siamo tutti del posto, tranne qualcuno che viene da Spezia o da Genova, ma più o meno siamo tutti del territorio ligure, qua. Da quanti anni nel Riva Samba? Tanti, da quando ho 5 anni io sono sempre lì nel settore. Battiamo il record delle presenze qua, quante presenze? Da quando avevi 5 anni superiamo le 300. Non lo so, questo non lo so, ho fatto una piccola parentesi in un'altra squadra nell'Aurora, sempre nello stesso campo, però poi sono tornato a Riva, quindi diciamo sono un prodotto del settore giovanile. Bene. Un giocatore bandiera anche tu, bene. Speriamo. Bene, un applauso anche... Visto che sei vicino sia a Simone che a Giacomo, diciamo un po' a Simone se ha un consiglio da dare a questi mini atleti che inizia a fare calcio in questo caso, non solo sport. Beh, ci vuole molta passione e molto sacrificio, queste sono le due cose che sicuramente ci vogliono per raggiungere gli obiettivi, ma l'importante è stare all'interno del gruppo, perché questa è una cosa importante sotto l'aspetto sportivo ma sotto l'aspetto umano, perché attraverso lo sport si imparano valori importanti per la vita, questa penso che sia la cosa più importante. E invece Giacomo? Sì, sono d'accordo, ci vuole grande passione, ci vuole amore per quello che si fa e solamente, come ha detto Simone, con grandi sacrifici si possono ottenere grandi risultati. E avere un presidente come Stefano, insomma, da 20 anni, che tu ne hai vissuti insieme, Giacomo, quanti? 10, sono 10 anni. E il presidente sta facendo un grande lavoro, un grandissimo lavoro, soprattutto in questi ultimi anni, come ben sapete, lo ricordava lui prima, il comune di Lavagna adesso è sotto commissariato, quindi non è sicuramente facile e sta facendo grandissimi sforzi per portare avanti la società. E invece, visto che abbiamo anche Vincenzo Ranieri che gioca in prima squadra ma allena anche una squadra che abbiamo la rappresentanza, no? Sì, ho la fortuna di allenare i ragazzi del 2002, Under 17, allievi, ex allievi. È un pochino questo ruolo da giocatore e allenatore, sì, contemporaneo. È il mio primo anno che faccio sia uno e sia l'altro, grazie anche a Simone, è lui che mi ha scelto per questo ruolo. E diciamo che siamo molto in linea come pensiero, perché pensiamo alla crescita di ogni ragazzo, con la speranza che poi un domani sia un serbatoio per ognuno di loro possa essere pronto per iniziare un'avventura con i grandi, dai, mettiamola così. Stefano, ti senti un po' papà di tutti questi ragazzi? Beh sì, quello senz'altro. Volevo ricordare una cosa, quando hai il libro lì e vedi festeggiare, non è una vittoria di un campionato, ma è una salvezza.
E qui ci sono 1, 2, 3, 4 personaggi che hanno partecipato a questa spareggio. Ce l'hai qua? Anche Massimo allora li Russo facciamo alzare, chiamili tu, dai. Anche Massimo Russo come dirigente, e Giacomo Nicolini, e Simone Basso. Bene, bene, allora un applauso anche a loro. Cristina, rifarei un giro, poi magari alterniamo un po' di tribù, cioè qua dei posti a sedere da queste parti con qualcuno che magari è stato un po' più distante. Certo, sentivamo parlare prima di sacrificio, mi veniva in mente appunto gli allenamenti per la ginnastica, sono sicuramente, è uno di quegli sport che richiede tanto esercizio e anche tanto impegno da parte dell'atleta. Certo, 2 minuti di routine, cioè le ginnaste si giocano in 2 minuti di routine, un anno di allenamento, mesi e mesi, weekend appunto passati in palestra vicino, nel periodo vicino alla competizione, quindi come diceva Basso, se non c'è la passione, il sacrificio e l'amore per quello che si fa e anche stare insieme con le compagne di squadra e condividere anche il sacrificio e anche appunto il valore dell'amicizia, dell'aiuto anche nel momento di difficoltà, perché comunque a livello agonistico uno dal di fuori dice che bello, ma sono più le difficoltà che trova un atleta che i momenti positivi. Questo è un impegno, un sacrificio anche da parte di chi li allena, comunque è un costante, è un camminare insieme. Sì, costante, perché purtroppo, dico purtroppo perché a volte è troppo, il livello tecnico pretende questo, cioè pretende una continuità anche durante i periodi che dovrebbero essere di riposo per gli atleti, per gli allenatori, per le famiglie. Perché comunque ci deve essere anche la famiglia che ti sostiene, che sostiene prima di tutto il ragazzo, l'atleta e il sacrificio quindi è di tutti. Anche nella scherma credo che questo sia un impegno significativo che viene richiesto agli atleti, che poi si giocano, come sentivamo prima dire da Federica, in poco tempo, magari un anno di lavoro. Ma sì, condivido quello che diceva Federica, soprattutto al giorno d'oggi per l'impegno dei genitori. È tanti anni che seguo, diciamo, questi cambiamenti e vedo che è sempre più difficile trovare dei genitori che abbiano voglia di sacrificarsi per i figli, quindi diciamo che questa è una cosa un po' negativa. E invece per i ragazzi, anche loro, voglio dire, come in tutti gli sport, al primo posto è sicuramente la passione e la voglia di fare, dopodiché se c'è questo tutto il resto è secondario. Tra l'altro Roberto, proprio ieri a Carasco c'è stata la festa della scuola di pallavolo di Carasco, dove è stata consegnata la carta etica e anche la carta dei diritti e dei doveri dei genitori. C'era anche il Panatro. Sì, ieri abbiamo fatto la festa di Natale, è una festa diciamo particolare, nel senso che abbiamo presentato la carta etica, una cosa un po' più minima, una quindicina di pagine. È stato un po' un nostro sogno, no? Mettere per iscritto quello che è il nostro modo di operare e il nostro regolamento, che una parte riguarda lo staff, la parte riguarda gli atleti e una parte riguarda i genitori. In questa occasione è stato presente con noi Don Alessio Albertini, responsabile dell'ecclesiastico del CSI, una persona veramente top, io dico, è stato piacevole, ha portato un messaggio sia a noi, ai ragazzini e a noi genitori, perché anch'io chiaramente sono mamma e quindi è stato veramente piacevole. Questa carta etica, come ho detto ieri e ho detto a tutto il mio gruppo, è una partenza, perché da questa chi vorrà all'interno del mio gruppo potrà aggiungere, elaborare e comunque confrontarsi su questi punti che abbiamo scritto.
Allora farei dire qualcosa a riguardo anche a Don Paolo, perché eri presente, mi sembra, no? Eri presente, e poi soprattutto mi colpivano le due parole che hanno detto sia Simone che Giacomo, appunto quando gli è stato chiesto sui ragazzi, no? Ecco, vorrei che dicessi qualcosa in quella direzione. Ma unisco le due parole perché da ex sportivo penso che sono le parole determinanti: sacrificio e passione. Se non hai la passione non hai neanche la voglia di fare il sacrificio, e quindi sono due parole che vanno insieme, e unite a queste ci sta quella parola che ha appena detto Cristina su quello che hanno fatto a Carrasco, della parola etica, cioè la disciplina del comportamento in quel caso lì, no? Quindi sacrificio, passione e disciplina. Disciplina perché se non ti dai delle regole, e questo Don Alessio ieri lo ricordava, è difficile che riesci a incanalare la passione, perché non basta il talento. E penso che abbiamo tanti giocatori che ci indicano che a volte puoi avere un grande talento, ma se non hai l'etica, la disciplina, il sacrificio, il saper stare anche alle regole, non solo sportive, ma anche del convivere, è difficile che questo talento poi maturi. Quindi penso che per diventare dei grandi campioni bisogna essere anche degli grandi uomini, non solamente dei grandi sportivi, perché poi le due cose sono insieme, grandi uomini e grandi sportivi. Bravo. Bene. Cristina, c'era la pallavolo. Vicino alla pallavolo femminile, proprio perché volevo un po' chiedere se quest'estate avete seguito un po' le imprese della nazionale di pallavolo, se anche le ragazze, se magari hanno qualcosa da dire. Insomma, sicuramente aver visto questo secondo posto è stato comunque significativo. Sì, è stata sicuramente una soddisfazione, nello stesso tempo anche ci ha lasciato un po' di amaro in bocca, nel senso, comunque sicuramente è stata una bella esperienza sia per noi che per le ragazze, perché comunque diciamo che ci ha dato una grossa mano al movimento della pallavolo femminile. Esatto, perché comunque si è creato qualcosa di un pochino di diverso, cioè nel senso non c'era solo il calcio in televisione, ma c'era anche la pallavolo, che per noi era molto... Il mondiale di pallavolo con le ragazze sicuramente. Assolutamente sì. È un inedito per certi versi. Assolutamente, anche perché nel settore maschile c'eravamo magari un pochino più abituati a dei buoni risultati. Nel settore femminile era un settore abbastanza in crescita, e quest'anno sicuramente è stato molto ma molto positivo. Avete seguito qualche partita? Ti avvicini? Vieni. Dimmi intanto il tuo nome. Virginia. Sì, comunque le squadre superiori devono essere per noi non solo un'ispirazione ma anche un obiettivo in futuro. Qual è la giocatrice che ti è piaciuta di più di quelle della nazionale? Forse Cristina Chirichella, che è anche un'ottima atleta che abbiamo avuto l'onore di incontrare a una nostra sagra. È venuta a Casarza? Sì, l'abbiamo incontrata ed è stato un onore. Tu come mai hai scelto pallavolo proprio? Perché comunque ero stanca degli sport che vedo sempre e volevo provare qualcosa di nuovo, e la pallavolo mi ha colpito molto. Abbiamo sentito anche questi pareri relativi alla grande... Ritorniamo, Gianluigi, tu gli altri sport come vai? Hai seguito la nazionale di pallavolo? No, io sono pallone di calciofilo. Sì, tieni il microfono. Sono calciofilo, seguo. E basta? Praticamente sì. E come mai? Ce l'ho nel sangue. Non riesco, sì, seguo marginalmente, però il pallone per me è tutto. Allora ti vediamo a vedere la Virtus Entella di questi tempi, no? Sì. Come sta andando? Ieri c'è stato questo 2-0, 2-2. Diciamo che spero nel mio intimo che ritorni a fare un po' di risultati come aveva cominciato, però stanno causando un po' di stanchezza perché gli impegni sono molto ravvicinati. E probabilmente la società interverrà sul mercato per qualche acquisto, perché penso che ce ne sia bisogno. Comunque sempre forza Entella, perché... Ecco, ci vuoi dire due cose ancora di questo risultato? Forse abbiamo anche qualche almeno foto dalla regia, tra l'altro la regia è sempre pronta, abbiamo visto anche
le immagini della nazionale femminile di pallavolo. Dell'Entella che è andata a vincere col Genoa, poi però ha avuto qualche difficoltà. Questo giocare sempre. Perché stanno giocando troppo, cioè, sono troppo ravvicinati gli incontri e stanno calando fisicamente e anche mentalmente molto probabilmente. Ma come dico, spero che l'allenatore riesca a mettere insieme tutti i tasselli giusti al momento giusto. Come dico, molto probabilmente dovrà intervenire sul mercato a prendere qualche elemento in più che serva per la soddisfazione finale, che sarebbe quella di ritornare in Serie B. Come ci auguriamo tutti. Ecco, prendi il microfono, passo e vediamo un po'. Ecco, voi come esperti chiaramente, giocare sempre come sta facendo la Virtus Entella oggi, secondo voi ci sono delle difficoltà oggettive? Sì, è obiettivamente molto complicato, ma già si sapeva quest'estate man mano che rinviavano e noi ci chiedevamo poi come avrebbe potuto fare l'Entella. E noi ce ne accorgiamo, a volte abbiamo dei turni infrasettimanali al mercoledì, quindi giochi domenica, mercoledì, domenica, arrivi alla terza partita che comunque sei stanco, quindi posso solo immaginare loro cosa stanno passando. Hanno una rosa ampia e quindi penso possano comunque cavarsela. Simone Basso? Sì, e poi vengono quest'estate hanno fatto una preparazione incentrata con un inizio di campionato normale, hanno dovuto prolungarla per un ulteriore mese e mezzo facendo solo allenamenti e non avendo mai la partita, e sotto l'aspetto mentale questo è devastante, perché non avere l'obiettivo domenicale è un problema, è difficile anche per l'allenatore motivare i ragazzi e tenerli sempre sulla corda, e ora secondo me stanno un po' pagando questo, ma conoscendo l'allenatore si riprenderanno. Bene, Cristina, io saluterei, comincerei nei saluti, siamo quasi alla fine, visto che c'è Rupinaro Sport. Sì, c'è un presidente che lo conosciamo molto bene a Telepace, vedere un po' come va col presidente. Presidente che è diventato sportivo secondo me con la nascita della squadra di calcio, perché noi lo conoscevamo sempre un po' come poco sportivo, quantomeno lo sport praticato. Sì, il presidente assolutamente ha imparato forse dopo 5 anni qual è lo scopo di giocare a calcio, cioè di fare gol. Però quindi non interviene, diciamo, dovremmo chiederlo forse al mister, ma non interviene sulle scelte sportive, No, bisogna dagli allenatori, però non interviene assolutamente sulle scelte tecniche, interviene magari sulle scelte dei giocatori, perché comunque valutiamo sempre sui budget che è sempre con molti zeri davanti e dietro. Ecco, parlavamo prima di pallavolo femminile, della nazionale di pallavolo, insomma il movimento femminile in generale nel mondo dello sport sta prendendo piede. Sì, io direi di sì. Ora nel mondo del calcio io sono entrato da 3 anni, nemmeno 3 anni, 2 anni e mezzo. Comunque da 2 anni e mezzo a sta parte è veramente in continua crescita, basta vedere i settori giovanili, diciamo, che prima non esistevano, un po' perché la federazione obbliga le squadre professionistiche ad averli. Basta vedere quelli come noi, diciamo, chiamiamoci dilettanti, anzi siamo dilettanti, siamo 25 in rosa, quindi direi che è sicuramente in continua crescita. E direi anche, visto che siamo in un clima natalizio, Ilario, voi avete fatto la festa di Natale proprio ieri, no? Un momento di auguri per gli sportivi del Rupinaro. Sì, assolutamente, ieri abbiamo fatto il nostro pranzo di Natale con tutte le giovanili, con tutte le prime squadre femminili e maschili, la Juniores, eravamo 180 persone a Casa Caritas, è stato un momento di gioia, ci siamo scambiati gli auguri per un buon 2019 sportivo e non solo. Allora estendiamo gli auguri anche a tutti. Lo estendiamo a tutti gli sportivi, tutte le persone che sono qua in sala e a tutti gli sportivi del Tigullio e non solo della Liguria. Bene, grazie, in bocca al lupo per i prossimi impegni. Claudio, riprendiamo la linea da questa parte. Cosa vi aspettate da Babbo Natale come Big Genova? Come Big Genova ci stiamo aspettando quello che da 20 anni che stavamo chiedendo. La Regione quest'anno, perciò esattamente il 3 di agosto, ha fatto una delibera, ha dato i primi contributi per l'acquisto di ausili sportivi. Sono 20 anni che ci sto lottando, ma finalmente ci è riuscito, e per Natale stanno arrivando queste nuove carrozzine. Sono 4 carrozzine per i ragazzi che stanno già giocando, ma questo qui permetterà di avere un po' di materiale di riserva per chiunque vuole provare a venire a giocare a basket in carrozzina. Noi saremo ben felici di farli provare e magari con noi divertirsi.
Bene, quanto costano queste carrozzine? Beh, queste qui non sono quelle super, ma comunque costano comunque qualcosa come 4.000 euro. Se andiamo a prendere quelle ultra speciali si arriva sui 10-12.000 euro. Ci accontentiamo perché però per noi è già qualcosa di importante. Considera la mia carrozzina ha già 15 anni, è giusto che vada con i miei 120 kg, vada anche un po' in pensione. Ecco, tu non ci andrai mai in pensione perché io ormai ci conosciamo da 20 anni, sei sempre in campo. Finché la forza e la carrozzina mi tiene, ci sarò sempre. Bene, bravi, un applauso a tutti. Alla Big Genova, Claudio Pupo, John Amasio e Manrico Giannelli. Volevo basta, se vi alzate, farvi dire i nomi, tanto che siamo qua. Voi siete l'Under? 17. Ti chiami? Nicola Boitano. Nicola. Federico degli Esposti. Davide Profumo. Questa sera che cosa vi portate a casa? Abbiamo visto, tanto avrete visto qualche sport nuovo, ad esempio il basket in carrozzina, l'avete già visto? Ma ne avevo sentito parlare, ma visto con i miei occhi no. Soprattutto è importante una dimostrazione da dei professionisti e porta a casa una grande esperienza e un bagaglio di esperienze che mi servirà molto. Ecco, poi c'è un'altra cosa che volevo portare e sottolineare per tutti i giovani, il fatto del poter donare sangue. Ci avevate già pensato? No, io personalmente non ho mai donato, però penso che... Ci si può pensare? Sì. Tu cosa dici? Sono d'accordo, non ho mai donato, però in futuro penso di farlo. Ecco, tranquillizziamo subito, Presidente, lo dico un po', che non si sente niente, no? No, abbiamo e sentito. E non fa comunque male, giusto? Sì. Non fa male, no? Noi andiamo nelle scuole, alle elementari, alle medie, alle superiori a raccontare che si può donare il sangue, in particolare alle superiori, ai ragazzi della vostra età, quindi voi avete 17 anni, l'anno prossimo diciamo, in quinta superiore. Li incoraggiamo a donare, organizziamo una donazione apposta per ogni scuola in modo che chi vuole possa affrontare questa cosa, sapendo che lo scopo della donazione è di portare la salute alle persone che ne hanno bisogno. I malati non vanno in vacanza durante le vacanze di Natale, neanche durante le vacanze di Pasqua, neanche durante le vacanze estive, hanno bisogno del sangue sempre, quindi noi cerchiamo di incoraggiare tutti a donare. Vi do soltanto un dato così: il 3% della popolazione in Italia è donatore di sangue, si prende in carico il 100% del fabbisogno italiano di sangue, quindi queste persone sono persone che si impegnano con un impegno relativamente piccolo, 10 minuti di donazione una volta ogni 3 mesi, una volta ogni 6 mesi, però fanno veramente uno sforzo che sostiene tutta la comunità, quindi il loro impegno è sempre da premiare. Quindi vi aspetto ragazzi, quando verremo a scuola poi ci incontriamo. Bene, chiaramente abbiamo parlato ai 3 ragazzi dell'Under 17 della Lavagnese, salutiamo tutto lo spogliatoio, ma abbiamo parlato a tutto il mondo sportivo nostro. Bene, allora siamo quasi alla fine, maestro, c'è anche il presidente che facciamo dire 2 cose per Filarmonica. Cosa ci prepariamo? Che canto finale, che musica? Vieni qua. Vieni qua. Siamo in tema, la vita è bella, dal film di Benigni. La vita è bella, va bene, se no cambiano, voi siete allenati, no? Certo, sì. Bene, bene. Allora, vi preparate? Alberto, buon basket. No, bene, speriamo che il 2019 dia continuità al 2018. Noi qualche sorpresa in serbo l'abbiamo, ci siamo candidati a ospitare il raduno della nazionale femminile senior in vista dell'europeo e quindi potremo avere la nazionale femminile per un intero mese in Liguria alla Spezia, e questo penso possa darci ulteriore lustro e slancio. Bene, io saluterei il presidente Centenario, presidentissimo. Un saluto a tutti, un buon Natale e felice anno nuovo per tutti. Vi ringrazio della serata, grazie. C'è una festa particolare per i 100 anni, avete pensato? Stiamo organizzando per venerdì una festa per tutti i ragazzi. Bene, siamo tutti invitati? Certo, tutti. Va bene. Federico Ghio, buon Lavagna Sport. Ecco, con te potremmo un pochino salutare tutti i dirigenti sportivi. Ci sono tante associazioni, abbiamo sentito del CSI con Cristiano Simonetti che è presidente regionale, anche lui
con tanto impegno in tutti questi anni sul nostro territorio. Ci sono le associazioni tipo il Panathlon, insomma c'è un mondo che lavora per lo sport e con tanta passione. Che lavora con lo sport e anche con dei risultati. Io sono molto soddisfatto di questa serata perché siamo partiti dal free play, abbiamo parlato di etica, l'impegno sociale nel seguire sia lo sport sia le attività. Ho sentito parlare Pupo di carrozzine e ho sentito anche, e diciamolo, c'è un problema di impianti sportivi. Buon Natale a tutti, tanti auguri, buon sport, viva i dirigenti, viva lo sport. Bene. Grazie a Gavino. Grazie. Ornella, con te salutiamo tutti gli azzurri del nostro territorio, della nostra storia. Bene, salutiamo qua sia Simone Basso che Avellino con le 300 presenze nella società lavagnese, la grande pallanuoto di Lavagna. Buon campionato, perché la pallanuoto ha cominciato un po' più in ritardo ma poi prosegue. Giuliano Cella, Cristina Semaiuti, Riva Samba. Quando giocate adesso, so che allora vi hanno raggiunto l'Atletic Libera che è prima 31 e poi Real Fieschi 29, insomma sarà un bel campionato, promozione. È un campionato vincente, sì. Mi sembra abbastanza combattuto, non ci sarà quella che scapperà, quindi combattuto. Bene, e Bottero, saluta un po' papà. Cosa significa avere un papà che si è sempre impegnato dei giovani? Sarai bravissimo, spero. Che lui, guarda, ha fatto tantissimo. Sì, ma ha anche trasmesso molto, anche se quando mi ha allenato non è che ci sopportassimo, almeno da parte mia non troppo, però lo saluto e niente. I colori sono sempre stati arancioni i suoi? Arancio-neri, sì. Bene, un saluto a tutta la società, Nicolini e a Bottero. Qua i musicisti, cosa dite della banca? Il presidente lo vogliamo salutare almeno un attimo, dai. Andiamo lì. Stefano Battilana. Buonasera. Musica e sport. Bene, io vi ringrazio dell'invito e la Filarmonica porta i suoi saluti, porta un augurio di buon Natale a tutti e vi invita il 26 dicembre al nostro consueto concerto che verrà fatto al Teatro Ariston di Sesti Levante, in cui potremo proporvi musiche natalizie ma anche opere, arie liriche, Verdi, Rossini, Puccini e la classica marcia di Radetzky finale, per cui buona musica a tutti, buono sport e buon 2019. Bene, salutiamo anche Francesco Gardella che è sempre un vostro presente, lo salutiamo. Io farei così, almeno un rappresentante per società, finiamo qua insieme, dai. Dai, uno per società, veniamo qua, anche i giocatori, Avellino e Simone. E i nostri tecnici, perché bisogna salutare tutti i nostri tecnici. Lasciate il vostro posto, ecco. Ci salutiamo ancora dopo, dai, facciamo fare il pezzo. Facciamo il pezzo così ci prepariamo. State? Bravo.
Allora Cristina, se la nostra squadra, salutiamo la nostra squadra e chi può di venire qua, intanto faccio dire 2 parole finali a Don Paolo, questa musica è sport, con il buon Natale. Io faccio gli auguri a tutti, ecco, gli auguri, stasera è stato bello comunque non solamente farci gli auguri, ma davvero dalle tante cose che avete detto non è solamente sport, ma c'è di più, c'è la musica, ma c'è anche tanta solidarietà, tanto entusiasmo di vita, c'è tanta gioia, tutte cose che veramente rendono lo sport di grande valore. Allora rinnovo intanto come diocesi tutta la disponibilità a costruire insieme dei progetti, delle esperienze che facciano bene allo sport, al cuore, all'anima, così che anche il corpo possa dare prestazioni migliori e vincere tanti campionati. Benissimo, allora aiutiamoci a salutare la nostra squadra, lui ha 2 giovani. Qua 2 sono arrivati, sono Mattia Novazzi e Nicola Descalzo, grazie per essere stati qua, avete curato l'audio, insomma è andato tutto abbastanza bene. Mattia, cosa dici? Sì, direi di sì, dovete dirmelo voi. Faremo dire da chi ci ha seguito da casa. Poi alla telecamera Marco Giocolano, che è nato anche come tecnico proprio nello sport da volontario tanti anni fa con la Domenica Sportiguglio. Grazie a Marco, ringraziamo Francesco Gazzo che è alla telecamera centrale, dietro di lui c'è un altro Francesco che è Francesco Pecunia e nascosto invece dietro a Roberto Costa c'è Antonio Costapiana, anche lui uno storico volontario e collaboratore della trasmissione sportiva. Poi abbiamo il fotografo questa sera. Il fotografo ufficiale che è Antonio Solinas, che è un nuovo acquisto nel parterre, diciamo così, dei volontari, e abbiamo anche Federico Venini che era dietro l'albero di Natale, adesso è sparito, no, forse si sta nascondendo dietro l'albero di Natale. Natale. Da queste parti, dai. Ringraziamo... Abbiamo messo insieme anche a noi la squadra giovani per questa sera. Dai Fede, vieni in mezzo, bisogna salutare su i registi. Lo staff dei registi, a partire dal regista qua dello studio che è Stefano Noiold, poi Paolo Solari e Giovanni Castello. Mi sembra di averli citati tutti. Roberta Icardi agli applausi. Scusate. Fondamentale. Bene, grazie. Allora, adesso facciamo così. Hanno preparato, finiamo in musica, come abbiamo iniziato con la sigla, 2 note, maestro. Ecco, benissimo. Arrivederci per quanto riguarda direttamente su l'anno nuovo. Questa era la trasmissione perché la settimana prossima, lunedì, è la vigilia di Natale e quindi ci saranno le celebrazioni in diretta dalla cattedrale. Quella successiva sarà l'ultimo dell'anno, per cui ci rivedremo con la trasmissione direttamente su all'anno nuovo il 7 di gennaio, se non sbaglio. Bene, allora finiamo in musica, un saluto a tutti, ciao a tutti, noi ci vediamo ancora durante le feste, avremo modo di farci gli auguri. Buon Natale! Grazie che ci stavi, dai, ci stavi.